Restiamo a Portogruaro, grande partecipazione anche quest'anno in occasione della celebrazione della Madonna dell'Assunta. La giornata del 15 agosto si è infatti aperta con la tradizionale Santa Messe e si è conclusa con l'arrivo delle battee dalla vicina Concordia Sagittaria, con a bordo il sindaco e il parroco a ricevere gli ospiti concordiesi, i rappresentanti della Proloco di Portogruaro e numerosi cittadini. Sentiamo. Con Claudio Odorico, sindaco di Concordia Sagittaria, stasera a Portogruaro in occasione dell'arrivo delle barche da Concordia, un evento che celebra l'unione fra i due comuni. Sindaco, lei è il più longevo nel ruolo di, diciamo così, nocchiero del veliero che da Concordia arriva a Portogruaro. Sì, ormai sono 10 anni che faccio questa manifestazione. Una manifestazione importante, una manifestazione sentita sia dai cittadini di Concordia che da quelli di Portogruaro, una manifestazione che grazie alle Proloco è stata riscoperta ormai da tanti anni e che sempre di più rappresenta quella che è la nostra comunità, nel senso che la comunità vuole riprendere le tradizioni e all'interno delle tradizioni ringraziare la Madonna in questo caso per i doni della terra e del mare. Ecco, lei prima ha parlato di una collaborazione oramai consolidata fra il comune di Portogruaro e quello di Concordia. Al di là della possibile unione fra i due comuni, una collaborazione che si estrinseca in che modo? Sì, già da anni i comuni collaborano insieme, abbiamo l'acquedotto insieme, abbiamo le immondizie insieme, abbiamo i vigili urbani insieme. Ultimamente poi anche per quanto riguarda i servizi sociali c'è sempre più una collaborazione tra i servizi sociali, perché è molto importante rispetto alle problematiche sociali che ci sono negli ultimi anni fare squadra su questo a favore dei nostri cittadini. Quindi la collaborazione negli anni si è sempre più accentuata e continueremo su questo passo, perché è importante che i servizi siano efficientati e che diano il massimo per i nostri cittadini. Con Marcantonio Bolzicco, storico presidente onorario della Proloco di Portogruaro. Ecco Presidente, quella di stasera, la tradizionale festa della Madonna della Pescheria, ha visto un numero di battee o di barche molto limitato giungere da Concordia, ma c'è un motivo? Abbiamo la fortuna di aver avuto un albero che è caduto nell'Emene. Il comune ha fatto l'impossibile per levarlo, però la parte più pesante, più grossa, è rimasta sotto. È una manifestazione molto importante. Stamattina abbiamo avuto una Santa Messa ricchissima di gente, con moltissima presenza, non solo da Portogruaro, ma dei paesi limitrofi. E una presenza in bicicletta, moltissime biciclette alle 7 di questa mattina. Tutta la giornata c'è stato un via vai di gente e questa sera a Rosario abbiamo avuto lo stesso molta gente, una festa religiosa molto importante. Dobbiamo tenere presente che siamo anche il 15 agosto, che di solito la gente va via. In realtà siamo veramente felici di come abbiamo fatto le cose. Quindi se le tradizioni sono ciò che resta del passato, diciamo che i cittadini portoghesi sono molto legati al loro passato e alle loro tradizioni. Ma anche al futuro, perché questo deve essere un indirizzo che ci porta avanti, che ci porta ad amare sempre di più la nostra città. Purtroppo quest'anno siamo senza sindaco, ma va bene lo stesso. Grazie. Prego.